Era un derby, oggi non può essere comunque una partita normale. Cambiare terreno di casa non ti fa dimenticare le origini e non può farti smettere di amare questo splendido campionato. Buonasera e benvenuti al Ciriaci. Questa è la seconda giornata di Serie A della Lega Calcio 8, quella in cui la Pisana Calcio 8 in maglia rossa ospita Bacci Immobiliare in maglia bianca. Dopo i saluti di rito a centrocampo siamo solo alla seconda giornata, ma sono già punti pesanti. Lo evinciamo dalle liste di convocati che presentano mister Matteo Dupaché. Oggi non c'è in panchina a accompagnare la Bacci Immobiliare al suo posto Emanuele Cardinali e mister Davide Di Pasquale, che schiera iniziando dalla porta Giuseppe De Bernardo, poi il numero 2 Aguglia, 18 Ammassari, 5 Carnevali, 6 Cervini, 4 Chianelli, col numero 16 Ferretti, senza numero il secondo portiere Filonardi in panchina, Matteo Laurato il numero 11 Piccolo, il miglior uomo della partita contro gli Angelis col 10, col 9 Scerrati risponde la Bacci Immobiliare, con tanti giocatori al seguito rispetto alla risicata rosa a cui ci avevano abituato i ragazzi di Dupaché, col 9 Caponetti, 7 Cardinali, 2 Colucci, D'Arpino col 3, 37 il ritorno di Enrico Paresce col 14, Capitan Daniele Placido con l'8, Marco Ponziani col 16, Luca Temperini con l'11, Alessio Tombesi in porta, c'è Filippo Tordella, tutto è pronto per il calcio d'inizio con qualche minuto di ritardo qui sul terreno di via Aurelia Antica, ma si sta per cominciare. Portiere! Parte volendo battere la centrata direttamente in porta, Paresce, il pallone rimbalza, facile la presa per De Bernardo. Questa è una soluzione che abbiamo visto tante volte essere utilizzata non tanto qui al Ciriaci quanto alla Stella Azzurra, dato il corto terreno. Prima pressione alta della Bacci Immobiliare portata da Placido, la Pisana prova subito a liberare la propria metà campo, intervento di Caponetti, palla in fallo laterale, due squadre che tutto sommato si sono ben espresse seppur con risultati diversi nella prima giornata di Serie A. La Pisana Calcio 8 è stata capace di violare il terreno dell'FC De Angelis dopo essere andata in doppio svantaggio. Non è riuscita dopo il doppio svantaggio a ribaltare invece la gara casalinga, la Bacci Immobiliare, che ha patito una sconfitta 4-2 contro Gem Fitness, tradendo un po' quello che era il diktat d'avvio solito dei ragazzi di Dupaché, bravi nell'iniziare bene il campionato. Qui perdono male, palla ed Ammassari calcia subito dalla gran distanza e sorprende Tordella. È immediato il vantaggio della Pisana, nemmeno un minuto, 1-0. Subito un alto monte da scalare per la Bacci Immobiliare, che praticamente parallelamente alla sfida contro Gem Fitness va sotto anche oggi, addirittura al primo minuto di gioco. La prima conclusione, Tordella nemmeno si è gettato, colpito a freddo l'estremo difensore di Bacci, che ha comunque questa rete sulla coscienza, almeno per non essersi ben posizionato tra i pali. Ma ottima l'idea immediata di Ammassari, uno dei giovani prospetti più valevoli di questa Pisana Calcio 8, che dopo aver paventato un simile ritiro lo scorso anno, nel senso che Di Pasquale voleva avviare un progetto riguardante il calcio 11, è tornata più forte di prima qui in Serie A della Lega Calcio 8 e ha intenzione di dar battaglia per quell'obiettivo sfumato lo scorso anno, vale a dire i playoff. Nel frattempo è stato fischiato un fallo, Ammassari batte velocemente il calcio di punizione, Carnevali ha girato dall'altra parte, gioca subito sul velluto, bene la Pisana che controlla le prime battute, Carnevali servito da Laurato, la palla in verticale è sbagliata, il tacco però! Ed è immediato il raddoppio ed è ancora lui, Ammassari, imbeccato a centro area, la mette sotto l'incrocio, 2-0. Paresce dalla centrata, è già la terza centrata per Bacci Immobiliare, i minuti trascorsi sono soltanto 3, una centrata riguardava il calcio d'inizio, le altre due, le due reti di Ammassari che già sembrano indirizzare la gara verso una sponda ben precisa ed è quella dei ragazzi in maglia rossa. Qui non è d'accordo Tombesi, un buon lancio, non controlla bene i Caponetti e la concentrazione che ora non deve mancare alla Pisana Calcio 8 nel tenere le maglie difensive il più strette possibile per non far rientrare in gara velocemente la Bacci Immobiliare, che ha delle individualità in grado da un momento all'altro di stravolgere l'esito dell'incontro, esito che però nel gioco, nelle occasioni, nelle realizzazioni sembra già segnato dai primissimi minuti.
lotta, bene, ancora l'attacco della Pisana, il numero 9 Scerrati. Andati a vederlo in maglia numero 14, quella che invece oggi indossa dall'altro lato Placido. Scerrati, appunto, autore di reti straordinarie nella scorsa stagione, un po' discontinuo nelle presenze. Qui Tombesi, tiro d'alleggerimento, prova a scuotere così i compagni, ma giunti al quarto minuto è 2-0 per la Pisana Calcio a 8, che certo non poteva sognare un avvio migliore di gara, anche perché ora il test deve essere proprio quello di riuscire a mantenere lo stesso livello di gioco, la stessa concentrazione, la stessa bravura nel tenere incollati i reparti per tutti i 50 minuti, anche con una gara già indirizzata a proprio favore. Attenzione, ancora l'occasione per la Pisana, è un altro piazzato e al terzo tiro è 3-0, ha segnato ora Matteo Laurato. Qualcosa da registrare nella difesa di Bacci Immobiliare, davvero trafitta 3 volte su 3 con 2 gol praticamente in fotocopia. Qui Paresce prova da centrocampo calciando contro Piccolo, evita in qualche modo a Massari il fallo laterale, non era a Massari. Qui è lanciato Scerrati, D'Arpino su di lui, Scerrati è toccato dal vantaggio l'arbitro, Scerrati continua nella propria azione servendo indietro Piccolo che sceglie a ritroso Ferretti, autore di una doppietta anch'egli contro il De Angelis. Scerrati ha dato a Chianelli, scende Laurato, Scerrati, altra combinazione con Ammassari, deve stare davvero attenta alla Bacci Immobiliare almeno a salvare l'orgoglio in questo primo tempo, a tentare di registrare le posizioni, a provare a ripartire in qualche modo, a costruire la propria gara sull'orgoglio, quantomeno sulla corsa. Lì aveva provato Temperini sulla destra, troppo in solitaria, Caponetti, Placido dalla media distanza, carica il tiro, va contro la schiena di Carnevali, bravo nel posizionamento. Possesso Pisana in difesa, Carnevali. Lungo lancio sulla sinistra, telecomandato nella zona di Scerrati, è buono l'anticipo di Bacci, ma si perde ancora in un bicchiere d'acqua Temperini. E la rimessa laterale sarà quindi per i padroni di casa in maglia rossa. Piccolo. Allarga a destra, dove attende Chianelli, nemmeno tanto pressato. La Pisana prosegue nel suo giro palla, ragnatela di passaggi, dove la Bacci non riesce a porre rimedio e limite, se non ora con un buon anticipo che va a liberare Paresce lungo il settore destro. È buono il tacco a liberare l'inserimento di Caponetti in area di rigore, prova a lottare Caponetti al lato corto, torna da Paresce, si va indietro Tombesi al sinistro per provare la conclusione da lì, ancora una volta contrata, però riparte la Pisana con idee chiare, con uno splendido velo di Carnevali, non si arrende Cardinali che è subito entrato al posto di D'Arpino vista la brutta situazione di punteggio. Tombesi è salito ora il baricentro di Bacci, prova Tombesi ma la palla esce anche di un po'. Filippo Tordella aveva esordito alla grandissima nella Serie A della Lega Calcio 8 della scorsa stagione, ricordiamo con un errore contro il God 272 su questo campo, ma con una serie di parate straordinarie, tra cui anche un rigore respinto a Bungura. Prestazioni che poi sono andate via via scemando, e quella di oggi è davvero difficile da commentare per ora, con 2 gol dalla distanza dove non si è nemmeno buttato. Erano comunque 2 grandi piazzati, quelli provati dalla Pisana, che continua ora in orizzontale. Scerrati vuole lui il tiro, spizzicato il pallone da D'Arpino, fallo laterale. Scusate, calcio d'angolo naturalmente. Sarà battuto a rientrare, si libera a lungo Carnevali, l'assist è per lui, ha tutto il tempo per stoppare col petto, poi rientra addirittura sul sinistro, arriva al limite, altro dribbling di Carnevali, non gliela levano, deve giungere in ultima battuta Tombesi quando ormai stava per calciare verso la porta Carnevali. Subisce il fallo Tombesi, ossigeno per la Bacci, che ogni qualvolta viene però attaccata, mostra grossissimi limiti difensivi. Time out immediato infatti chiamato da Cardinali, ci sono delle idee da riordinare, c'è una partita da reimpostare, partita che per ora dice solo Pisana Calcio a 8. Andiamo in pausa.
9 minuti sul cronometro del direttore di gara nel primo tempo della seconda giornata di Serie A della Lega Calcio a 8. Vi parliamo dal Ciriaci, laddove la Pisana Calcio a 8, in quello che abbiamo definito l'ex derby, il big match della seconda giornata di Serie A, sta già conducendo per 3-0 contro la Bacci Immobiliare, che fatica a reagire, che ha chiamato un time out, che ha provato a ridisegnare il proprio posizionamento in campo, ha probabilmente avanzato la posizione di Tombesi. Vediamo Cardinali prima impegnato a sinistra, ora a destra, non con grandi frutti, però ancora con la Pisana ancora al lato corto, Piccolo da fermo, può prendere la mira, lasciare lo spazio a Piccolo da lì, è follia pura. 4-0 Pisana. Sorrisi, e ci mancherebbe altro, sulla panchina della Pisana Calcio a 8, dove ora regna naturalmente la distinzione. Vediamo il direttore sportivo Massimiliano Miozzi conversare con Marco Filonardi e Davide Di Pasquali, il direttorio della società. C'è da ragionare, c'è qualcosa da rivedere sicuramente in linea generale tra la Bacci Immobiliare. Non è solo la cessione di Mauro Morezzi ad aver generato tutto ciò, è un approccio davvero allucinante a questa gara, ma dal punto di vista del contrasto dei tiratori al limite dell'area, perché conosciamo i giocatori di Bacci Immobiliare, sappiamo che palla al piede possono dare tutt'altro. Vediamo anche però che dalla lista manca quello Gianluca Ponziani, che vediamo cancellato a penna. È il difensore principale della Bacci Immobiliare, è uno dei più forti nel panorama della Serie A della Lega Calcio 8 sin dai tempi della Venere in bikini, ma non può bastare la sua sola assenza a giustificare una debacle del genere per la Bacci, con la Pisana che continua qui a dialogare. Per una volta ci mette una pezza Temperini. Poi Cardinali, totalmente abbandonato a se stesso, rischia di perdere palla. Fallo laterale. Cardinali. Lungo da Paresce, domestica con la suola da Caponetti. Ancora Paresce, viene a far gioco dietro per dar qualità alla prima impostazione della propria squadra. Tombesi, un lunghissimo lancio, Placido la tiene in campo. Poi è buono l'anticipo di Chianelli, esperienza e ottimo posizionamento per il numero 4. Poi a Massari, galvanizzato dalla doppietta, si va dall'altra parte, Ferretti, Massari lascia scorrere, Scerrati per Massari, al limite entra dentro Massari, un dominio totale per ora, quello della Pisana. Batte velocemente Massari, Piccolo chiama la palla, c'era da chiudere la porta e l'arbitro farà ripetere il corner. Altra trama che non era stata assolutamente ben letta dalla difesa di Bacci, che qui lascia ancora l'impostazione fuori a Chianelli, dentro a Massari, serve un intervento in scivolata. Caponetti la tiene, Caponetti, poi torna indietro da Cardinali, lancio a cambiare gioco, Placido la stoppa e torna indietro. Poi un lancio lunghissimo di Tombesi, Caponetti prova un controllo impossibile, infatti è rimessa Pisana. Piccolo, altro lancio al bacio e prova addirittura l'acrobazia Scerrati, già a mente sgombra quelli della Pisana. Vi parliamo solo del 12° minuto del primo tempo, non abbiamo ancora scollinato la metà della prima frazione, sono già 4 le reti che dividono Pisana Calcio a 8 e Bacci Immobiliare. Cardinali lascia scorrere Carnevali da De Bernardo, per ora mai impegnato. Chianelli, Piccolo, ancora Chianelli, anticipato secco a Massari, Tombesi sbaglia la palla in verticale, allora ancora Piccolo, allarga con gran proprietà e la Pisana cambia di nuovo gioco su Massari, tenta un controllo in corsa, non gli riesce stavolta, Tordella dal fondo. Cardinali va in verticale, comodo l'anticipo di Carnevali, che poi torna in possesso dopo la palla persa da Placido.
e può offrire la solita salita di Chianelli, che lascia ancora ad uno dei playmaker della squadra, vale a dire Piccolo. Ha sbagliato il passaggio, allora Tombesi, Paresce, il piatto dentro, serve un gran recupero, poi De Bernardo scherza con un giocatore della Bacci vicino, rischia qualcosa Chianelli, ma il disimpegno è ancora ottimo, almeno fino al centrocampo. Paresce non controlla, Piccolo con l'esterno per un movimento che c'era stato da parte di Scerrati, stavolta anticipato da Temperini. Rimessa effettuata su Piccolo, gran cambio di gioco da quest'altra parte. Chianelli, naturalmente Pisana che con 4 reti di vantaggio a questo punto della gara può permettersi il lusso di provare ad addormentarla col possesso, che riesce già ad irretire gli avversari quando è effettuato a velocità supersonica. Pensate ora quando il ritmo di gioco, attenzione però all'errore banale da parte del numero 11, diciamo, quando il ritmo di gioco diventa più basso, se la Bacci non riesce ad alzare il baricentro o pressare in maniera convincente, la partita potrebbe dirsi già chiusa qui. Un lancio nel nulla dell'attacco, De Bernardo blocca e fa ripartire Ferretti. Ha un comodo appoggio lungolinea e poi si va a sovrapporre, ma arriva Piccolo poi da dietro, sapientemente da Chianelli, quindi Scerrati. Piccolo ancora Chianelli, Scerrati, lunghissimo cambio di gioco, è ottimo dall'altra parte, è troppo pretenzioso il tentativo di Ferretti. È normale che ora quelli della Pisana, sentendo il risultato in parte già acquisito, provino a mettere a referto, a scrivere al tabellino del direttore di gara reti anche degne di nota sotto il punto di vista estetico. Abbiamo visto prima Laurato, crediamo, tentare la semirovesciata, qui un altro tiro al volo. Bisogna comunque stare attenti all'orgoglio della Bacci, anche se non espresso al massimo delle sue possibilità qui da Tombesi. Lancio totalmente sballato. Piccolo da Chianelli, sventagliata a cui manca la precisione, intrisa invece nei piedi del proprio compagno in maglia numero 10. Ogni tanto si prende delle pause dall'impostazione e lascia fare ai compagni di squadra. Paresce, controllo errato, c'era vicino a sé Caponetti, nulla da fare, e Pisana che sta imponendo i suoi ritmi e il suo gioco ora, dato il gran vantaggio. Scerrati appoggia a Chianelli, Piccolo, lungolinea dall'altra parte, il destro è alto sulla traversa, l'aveva provato il numero 11 Laurato. Placido, il capitano della Bacci, va centralmente e poi si va dal numero 16 Temperini. Cambio di fronte su Cardinali, non vengono incontro giocatori dell'attacco, allora devono impostare i soli difensori e Cardinali deve calciare da distanza siderale, un tiro che è un po' l'emblema di questo avvio di gara anonimo da parte di Bacci Immobiliare. Piccolo, in controllo Chianelli, poi Carnevali. Pisana che, lo diciamo, dallo scorso anno gioca con 2 difensori dietro, con un 2-4-1, dove uno dei 2 centrali è Carnevali, che farebbe il trequartista titolare in moltissime squadre della Serie A, lasciando come in questo caso la possibilità di calciare verso la porta a Piccolo. Sono 2 giocatori molto simili, più spiccata naturalmente la predisposizione offensiva per quanto riguarda Carnevali. Piccolo più un metronomo della squadra, più un numero 10, ma quando abbiamo visto Carnevali salire in posizione offensiva
Abbiamo sempre notato qualità da giocatore d'attacco e non da difensore qual è, anche se lo vedete in questo caso, è lì posizionato da secondo difensore. Laurato. Carnevali eccede con un dribbling, Laurato deve recuperare, poi si fa pressare. De Bernardo, migliorato con i piedi il gioco di De Bernardo, che lo scorso anno era uno dei talloni d'Achille della Pisana Calcio 8 in difesa. Tante volte il gioco fatto di palleggio dei ragazzi di Di Pasquale coinvolgeva anche il proprio estremo difensore, che in più di un caso è finito per servire avversari e per subire delle reti inaspettate. Marco Ponziani ancora comodamente seduto in panchina. Di suo fratello Gianluca oggi non c'è traccia. Possesso Pisano, piccolo. Laurato, eccolo che sale Carnevali alla ricerca di gloria personale. Scerrati. Piccolo si è allargato, crossa splendidamente in una zona dove però nessuno dei suoi giocatori era appostato. Placido allora, che ha abbassato il raggio d'azione per limitare i danni, naturalmente Pisana che rispetta Bacci Immobiliare e difficilmente vorrà infliggere una punizione superiore, diciamo peggiore, di quella che già sta maturando in questo primo tempo. Due squadre che si conoscono, lo scorso anno si sono incrociate più di una volta dando grande spettacolo con due pareggi, uno all'andata per 2-2, uno al ritorno per 4-4. Intervento nel frattempo buono, quello in difesa di Bacci che riparte da Tombesi, usa le braccia, poi usa il sinistro, contrato in fallo laterale. Se ne va ad occupare D'Arpino. Offre palla a Placido. Temperini allarga, dove arriva Cardinali. Altro tiro d'alleggerimento. Era iniziata in tutt'altro modo la stagione di Cardinali lo scorso anno, lo ricordiamo, con tante reti nelle prime partite. Il pesante ritardo con il quale è iniziato questa gara fa sì che già protagonisti o accompagnatori della gara successiva, con commento di Emiliano Pirri, vale a dire Real Granella, Golbet Calcio 8, sempre valevole per la seconda giornata, siano già accorsi. Nel frattempo dal limite stava per calciare in porta il pallone delle 5-0. Scerrati, Placido con l'esterno, Paresce, la controlla, tenta un tunnel, guadagna fallo laterale. Diciamo accorrono già special guest della serata, vale a dire Michelangelo Para, portiere dell'Atletico Pisana in Serie A2, quindi sicuramente legato ai colori della squadra di Di Pasquale, ora e oggi in vantaggio per 4-0, ma fratello di Manuel Opara, portiere titolare della Golbet Calcio 8, che come dicevamo vedremo nell'incontro successivo a questo. Piccolo. Chianelli. Con la fascia di capitano Chianelli, intercettato il suo passaggio in verticale. Ancora Chianelli, palla allargata, poi Ammassari sbaglia. Ammassari, Piccolo cambia fronte dall'altra parte, c'è Carnevali, altro cambio di gioco. Scerrati nello stretto, subisce fallo, no, lo commette. Placido, la punizione è stata battuta velocemente, la finta di Placido, il destro, la prima parata di De Bernardo sul tiro del numero 14 Bacci. Lo batte Paresce il calcio d'angolo, è uno spiovente direttamente fuori area dove nessun giocatore della sua squadra attendeva però. Quindi dalla propria tre quarti riparte l'azione di contropiede della Pisana, non velocissima e ficcante come ci si aspetterebbe, ma normale, che si vogliano controllare i ritmi e tempi di gioco di una gara già acquisita. Piccolo. Chianelli.
da Laurato, piccolo dietro, gli si frappone in qualche modo Tombesi, poi il tiro verso la porta è stato da parte di Ferretti, si è opposto Caponetti. Lo stesso Ferretti batte la rimessa laterale, gli viene riconsegnata la sfera, poi dalla linea di fondo Pisana che tiene il possesso, lo vorrà fare verosimilmente fino al termine dell'ostilità della prima frazione, a cui mancherà un minuto più recupero eventuale. Chianelli, ancora lui servito, va bene dentro, la combinazione della Pisana non si chiude, serve un intervento di Darpino in scivolata, poi Placido che riesce a giocare in verticale da Paresce, porta sull'azione di Bacci Immobiliare, si torna in orizzontale ancora da Placido, corre anche Tombesi in sovrapposizione, Placido va da solo ed è il gol dell'1-4, vuole rimanere viva comunque Bacci Immobiliare col suo capitano. Un minuto! Eccolo il minuto di recupero. Calcia direttamente da centrocampo la Pisana, così come aveva fatto Paresce in 2 delle 5 centrate battute nel primo tempo. E il gol di Placido probabilmente non cambia la sostanza di quello che a cui assisteremo nel secondo tempo, ma dimostra comunque che offensivamente la Bacci c'è, e lo dimostra anche con Caponetti. Ci mette i pugni De Bernardo. S'arrabbia De Bernardo con i suoi compagni di squadra, Rei di aver mollato in chiusura di prima frazione. Era questo l'errore che sicuramente nemmeno dalla panchina della Pisana volevano ad ogni modo vedere, non tanto per il risultato di questa gara, ma per l'abitudine a rimanere con la testa in campo per 50 minuti consecutivi. Sale Carnevali, indisturbato Carnevali, salta anche un uomo il tiro, ci mette il tacco Cardinali, si torna da Massari, solito gioco di gambe di Massari che va a chiudersi sul corner quando il duplice fischio del direttore di gara pone fine all'ostilità della prima frazione. 4-1 per la Pisana Calcio 8 contro Bacci Immobiliare. Ci risentiamo per la ripresa. Tutto pronto per la ripresa dell'ostilità. Secondo tempo di Pisana Calcio 8 Bacci Immobiliare, la seconda giornata di Serie A della Lega Calcio 8 vede per ora i ragazzi in maglia rossa in quello che avevamo considerato un ex derby di Serie A, perché qui giocava anche la Bacci Immobiliare, condurre per 4-1 appunto la Pisana su Bacci Immobiliare. Dal punteggio di 4-0 la rete di Placido ha quantomeno smosso il tabellino dalle parti della Bacci, che era qualche minuto che, complice anche un abbassamento del grado di concentrazione e il ritmo di gioco della Pisana, si era fatta viva dalle parti di De Bernardo. Ma Pisana, che per lunghissimi tratti della prima frazione si è dimostrata superiore, prova a fare lo stesso anche nella ripresa. C'è subito un intervento difensivo decisivo a centro area da parte di Darpino. Caponetti si è seduto ora comodamente in panchina, è entrato al suo posto Marco Ponziani, che fa l'esterno più a destra, il posto di punta, che sarebbe anche il suo ruolo naturale. Oggi è occupato da Paresce. Pisana a destra con Laurato, crediamo, sì. Si conquista un calcio d'angolo il numero 11. Lascia l'incombenza ad Ammassari. Il suo sinistro sul primo palo è deviato, nessuno dall'altra parte a raccogliere. Quindi Marco Ponziani. Energie fresche per Bacci, che corre poi centralmente, appoggiandosi a Paresce. Bene per Marco Ponziani, che è mancino, infatti converge, offrendo ancora al numero 16 Temperini. Poi a sinistra. Buona qui la trama di Bacci, il tiro è debole, De Bernardo può bloccare, andare poi al rinvio immediato dove Darpino ci mette il petto e riesce a mettere in movimento Dordella, imperfetto, almeno in 2, imperfetto per usare un eufemismo, almeno in 2 delle 4 realizzazioni dei padroni di casa. Cardinali. Cross di collo interno, respinto, e poi campanile altissimo, dove interviene ancora Darpino, servendo però a Massari. L'intervento di Temperini non è col braccio, come chiedeva il numero 18 in maglia rossa. Perciò Cardinali, allenatore e giocatore, oggi in assenza di Matteo Dupachier. Va da Paresce. Tombesi. Lungo lancio di Tombesi, la chiama De Bernardo, è solo per scongiurare l'intervento degli attaccanti di Bacci, che si stavano comunque già allontanando
dalla porta difesa dall'ex Checco dello Scapicollo, guanto d'oro della scorsa stagione di Serie A. Massari vince il primo rimpallo, non il secondo, ma porta a casa comunque fallo laterale. Ora il numero 6 Cervini, neoentrato, Laurato. Doppio passo di Laurato, Cervini interviene, torna indietro da Chianelli. Il capitano oggi della Pisana, pallone che scorre. Ancora buona combinazione. Massari rinviene però Placido, uno degli ultimi ad ammainare la bandiera di Bacci, così come Cardinali. Ponziani prova a dare nuova verve a un attacco della Bacci che sembra disposta meglio rispetto alla prima frazione. Temperini. È facile anticipare per Chianelli. Cervini a centrocampo, fa correre qui a sinistra Ferretti. Si va da Laurato. Buona la giocata di Laurato nello stretto, si torna poi indietro, si fa male però dalla parte della Pisana con questo retropassaggio che libera Paresce e il pallone forse ha anche spizzicato il palo. Non c'è stato l'intervento di De Bernardo. Pallone che ha lambito il montante alla sinistra del portiere della Pisana, che appena abbassa la concentrazione finisce per essere perforato quasi dagli attacchi, seppur non convintissimi, della Bacci Immobiliare, almeno non convinti dal punto di vista numerico, perché ancora una volta era comunque sì, un retropassaggio sbagliato, ma Paresci godeva di una solitudine praticamente totale, senza nessun compagno a dargli là davanti una mano. Ferretti prova, Placido intercetta, fa correre sulla sinistra Tombesi, chiama palla dentro Paresce, Chianelli non si fida, calcio d'angolo. Lo batterà Marco Ponziani. Il sinistro è però basso, facilmente respinto dalla Pisana, poi si impegna Laurato in un grande scatto, il suo omologo in maglia numero 11 lo va a prendere, è Tombesi, palla in fallo laterale, senza fallo. Cervini e per proteste l'ammonizione a Tombesi. Un po' di nervosismo, qualche protesta nei confronti del direttore di gara per questo fallo laterale. Placido va a spiegare le ragioni del nervosismo del compagno, che aveva protestato in maniera rumorosa ma non certamente violenta verso l'arbitro. È pronto Ferretti. Due compagni lo attendono in area di rigore. La rimessa è infatti lunga dentro. Ha provato col fisico Scerrati. Brava la Bacci a ripartire. Placido. Darpino in verticale, passaggio deviato. Ci si fionda Paresce, che prova a girarsi e col fisico guadagna calcio di punizione. La palla. Sei i minuti nel frattempo circa sul cronometro della ripresa, è sempre 4-1 per la Pisana, calcio a 8. Ma occhio perché da questa distanza sia Tombesi che Paresce possono portare pericoli seri dalle parti di De Bernardo. Alessio Tombesi va allontanandosi, sarà quindi Enrico Paresce a calciare. De Bernardo conosce le qualità di Paresce, che da lì lo infilò ai tempi della Ragnatela Pub contro Checco dello Scapicollo. Parte Paresce, la sua botta è però bassa, intercettata dalla barriera, è solo calcio d'angolo. Ponziani stavolta batte bene dentro, c'è uno stacco, è di Enrico Paresce a centro area di rigore, non è riuscito ad andare in elevazione tale da riuscire a schiacciare la sfera oltre De Bernardo, pallone che finisce alto, ma rilassamento della Pisana che continua ad essere evidente anche alla panchina, anche se qui c'è un buon filtrante al limite dell'area, si stava accentrando a Massari, altra palla persa però. Allora Tombesi, avanza Tombesi,
l'orgoglio di Bacci nel secondo tempo, nel non voler uscire dal campo con una sconfitta senza lottare. E qui attenzione a Paresce, il lungo lancio di Tombesi, la spizzata di Paresce, il gol delle 2-4 e ora la gara è riaperta. Ha smesso inspiegabilmente di giocare la Pisana al 20° del primo tempo, comunque non ha smesso di giocare, ha di molto allentato i ritmi indemoniati che avevano caratterizzato i primi minuti di dominio pressoché assoluto qui sul terreno del Ciriaci, ed ecco che la Bacci Immobiliare si rifà sotto. Qui a Massari va inspiegabilmente in azione personale dopo la centrata, allora ancora Bacci, Tombesi dalla distanza, vola De Bernardo, c'è qualcosa che non va nel secondo tempo della Pisana. Simone, te metti esterno te? Calcio d'angolo, Marco Ponziani se ne va ad incaricare, sono 3 i giocatori di Bacci Immobiliare all'interno dell'area di rigore, è un sinistro ad uscire, c'è lo stacco di Paresce, alto sulla traversa. Una deviazione però anche in questo caso, quindi sarà corner da quest'altra parte dove corre Cardinali. Basta che Paresce rimanga per una soluzione corta, no, si va ancora tutti in area di rigore. Cardinali batte rasoterra, tentano l'anticipo in molti all'altezza del primo palo, ancora Cardinali con un pallone calciato forte e teso, attraversa tutta l'area di rigore senza che nessuno lo riesca a deviare, ma continua a lampeggiare forte l'allarme dalle parti della Pisana Calciotto. Sirene manco troppo velate su questa rimonta di Bacci che man mano si sta concretizzando anche con giocatori che stanno riprendendo la fiducia persa nel corso della prima frazione, anche se qui il tiro di Ponziani di fiducia ne ha fin troppa, a differenza della precisione che latita paurosamente. Cervini, corto da Scerrati, ancora Cervini, Scerrati, dalla 3/4 Scerrati, intercettato il suo passaggio, va ad incaricarsi egli stesso della rimessa laterale. Chianelli, Carnevali, chiede di Pasquale di stanare Bacci Immobiliare facendo girare il pallone dietro, attendendo l'uscita dei giocatori in maglia bianca per poi trafiggerli. Bacci che seppur ancora con 2 reti di svantaggio rimane comunque molto accorta dietro. Altro tiro dalla distanza, altra conclusione alta sulla traversa di Tordella. Calcio d'angolo, dice il direttore di gara. Matteo! Davide Di Pasquale richiama Laurato, la deviazione era evidente che non ci fosse. E infatti Laurato, come chiamato dalla panchina, ma abbiamo idea che lo stesse per fare comunque da solo, restituisce sportivamente il pallone alla Bacci. Non c'era stata nessuna deviazione sul tiro dalla media distanza, l'arbitro aveva dato calcio d'angolo. Grande spirito della Pisana. Siamo solo alla seconda giornata, va bene o male, è quello che in generale abbiamo visto anche per tutto lo scorso anno. Laurato, intervento in scivolata a centrocampo, saltato da Laurato che cerca un'altra combinazione, a Massari in area di rigore, Tordella se la ritrova tra le braccia, ha alzato di nuovo i giri la Pisana, non riuscendo però a riportarsi con un comodo e morbido vantaggio. Sono comunque 2 le reti che dividono le 2 squadre quando siamo giunti all'11° minuto del secondo tempo. È 4-2 tra Pisana e Bacci Immobiliare. Cervini ha battuto velocemente sul Laurato, contrastato da 2 uomini. Allora Cardinali da Tordella che gioca corto da Darpino, si va da Placido, Paresce va incontro ma è nettamente anticipato in questo caso. Allora a Massari lascia scorrere il pallone, lo dà poi fuori a Laurato che ha accompagnato bene l'attacco e calcia col destro. Il pallone esce non di molto. Qualcuno aveva già esultato dalla panchina della Pisana Calciotto con l'illusione del gol. Buono l'anticipo di Carnevali su Paresce in questo caso. Chianelli, De Bernardo, si torna da Chianelli. Ecco Cervini. Marco Ponziani mostra gran voglia qui, va a commettere fallo, chiama le posizioni dietro Cardinali. La Pisana riparte, Carnevali, non lo insegue Tombesi, allora Carnevali arriva sulla 3/4,
si chiude in qualche modo l'1-2 con il compagno, si gira in un fazzoletto Carnevali che calcia poi però tra le braccia di Tordella, ha rinviato precipitosamente finendo per servire un avversario. La Pisana torna ancora in possesso e va al centro con Ammassari. Carnevali in proiezione offensiva, è rimasto in zona il centrale difensivo della Pisana, forse trattenuto, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Si corre a sinistra con il buon cambio di gioco di Paresci che fa correre Marco Ponziani. Da quest'altro lato deve difendere un difficile pallone, attendere l'arrivo di rinforzi, lo fa poi bene per Placido, gran combinazione dentro Caponetti, palleggia in area di rigore, è tornata dentro la Pisana, ma Caponetti ha trattenuto secondo l'arbitro in fase di protezione del pallone, seppur col possesso, la maglia di Chianelli. Non siamo abituati, lo possiamo dire tranquillamente, a vedere questi fischi nella Serie A della Lega Calcio 8. L'arbitro era molto più vicino di noi, quindi verosimilmente avrà visto l'entità della trattenuta di Caponetti. Ma vi diciamo la verità, sembravano attoniti anche quelli della Pisana. Lato corto un cross, lo ha effettuato il numero 2, vale a dire Aguglia, neo entrato a dare linfa sulle fasce per una Pisana che continua a latitare rispetto al bel gioco mostrato nel primo tempo. Chianelli da De Bernardo. Carnevali. Si è un po' allentata la gran pressione di Bacci e sta riuscendo fuori la Pisana. Cervini. Dalla tre quarti su Ammassari, a sinistra, Laurato. Solito gioco a rientrare. Buono sul destro, il tiro è deviato, calcio d'angolo. Ale com'è? Ale com'è? Ale com'è? Soluzione corta non effettuata dalla Pisana, che invece coglie il palo al centro dell'area con Laurato. Battuto all'improvviso il calcio d'angolo. Stava per chiudere di nuovo la gara la Pisana Calcio 8, quella gara che sembra chiusa nel primo tempo, che invece è stata riaperta dalle reti di Placido e Paresci. E qui altro lunghissimo lancio di Cardinali che chiede scusa a Caponetti. De Bernardo in uscita comoda. Carnevali. Chianelli. Sale Chianelli. Laurato, ancora Chianelli. Carnevali. Aguglia attende a destra, vuole anche l'arrivo sotto di un avversario per poi partire nel servizio solito verticale su Ammassari. Scerrati, ben anticipato da Temperini. Sta salendo il tenore della prestazione del numero 16, esordiente oggi nella Serie A della Lega Calcio 8, comunque già presente contro Gen Fitness, ma alla prima gara da titolare. Pisana che riesce ad entrare qui, seppur ben controllata dall'intervento in scivolata di Cardinali. Poi arriva il raddoppio di Placido, c'è fallo laterale per la Pisana, ma un time out chiamato, scusate, il fallo laterale è per Bacci, chiama time out, piccola pausa per noi. L'ultimo time out per Bacci Immobiliare, il tentativo estremo di rimettere in piedi una gara che, vista al 20° minuto, sembrava più che chiusa in cassaforte per una Pisana Calcio 8, della quale abbiamo sentito invece Davide Di Pasquale, appunto in panchina, cercare di strigliare in qualche modo i suoi, ricordando che finché questa gara sarà aperta, Bacci, com'è nella sua natura, continuerà a dare tutto come fa qui Paresci, altro tiro praticamente da fermo, anche se De Bernardo lo osserva praticamente con lo sguardo tuffandosi sulla destra, pallone che finisce comunque lontano, la destra rispetto al palo difeso dal guanto d'oro della scorsa Lega, incolpevole in tutte e due le reti subite a cavallo tra il termine della prima frazione e l'inizio della seconda. Stesso non si può dire per Tordella. Qui le aperture, per esempio nel primo tempo, sempre perfette di Cardinali, sono di Carnevali, chiediamo scusa, sono, come in questo caso, già la terza o quarta volta nella ripresa, abbastanza fuori misura. Qui invece Cardinali è bravo a trovare Paresci, la sponda è imprecisa.
quindi Scerrati vuole tener palla, mancano meno di 9 minuti al termine, la Pisana è sempre avanti per 4-2, Chianelli, Laurato converge e calcia poi col destro all'altezza del primo palo, pallone che esce senza deviazione. Uno dei migliori in campo Laurato, l'abbiamo visto a sprazzi nella scorsa stagione, ma in un paio di partite davvero straordinario. Ricordiamo per esempio quella decisiva per la qualificazione ai playoff. Attenzione a Massari, il palleggio di Scerrati, deve intervenire Cardinali. Dicevamo, a quella che poteva essere decisiva per la qualificazione ai playoff, la Pisana che era andata a battere la Roma calcio a 8 a casa sua alla Stella Azzurra, una prestazione straordinaria di Laurato, autore di una tripletta. Qui è straordinario l'esterno di Paresce a servire Caponetti, che dal limite si gira, avrebbe spazio, cade a terra, non c'è fallo, poi va in scivolata ma gliel'ha sradicata regolarmente proprio Laurato, se ne va, può aprire il compasso a destra per un compagno e poi un contropiede in cui la Pisana si specchia oltremodo e finisce per offrire un'azione non efficace. Cardinali, eccesso d'accademia in quel contropiede. Stanno completando nel frattempo il riscaldamento i giocatori in maglia amaranto del Real Granella. Amaranto Granata ce lo dirà fra poco Emiliano Pirri. Dall'altro lato abbiamo già visto invece rientrare negli spogliatoi quelli di Golbet calcio a 8, le altre due protagoniste dell'altro incontro riferito alla seconda giornata di Serie A della Lega calcio a 8, che seguiremo da questo stesso impianto, il Ciriaci, laddove la Pisana per ora conduce per 4-2. Paresce ha commesso fallo da terra, abbastanza incredulo il numero 37 di Bacci che se la vedrà nella prossima contro la Roma calcio 8 GSA di Michele Villani, contro CUD 272 alla Stella Azzurra. E invece la gara della Pisana calcio 8 nella terza, a Massari nel frattempo dal nulla un tiro, ci mette i guantoni Tordella stavolta. Sta provando a chiudere la gara la Pisana per non soffrire troppo negli ultimissimi minuti, ma da quando ha rialzato il baricentro non ce n'è più stato di nuovo per Bacci Immobiliare. A colloquio stretto a Massari di Pasquale sotto la nostra postazione, quando al lato corto la Pisana riesce a entrare praticamente in area di rigore con Chianelli, proseguono nel dialogo finendo dall'altra parte. Troppo elaborata questa azione da piazzato. Tombesi con l'esterno, Placido a centrocampo, apre su Cardinali. Cardinali va da Luca Temperini, intercettato il suo passaggio. Cervini, altro contropiede potenziale per la Pisana che va distendendosi in 3 contro 4. Laurato serve Scerrati, dalla sinistra Scerrati, tutto destro, prova a crossare a metà tra un tiro e un cross sul terzo palo, però rimesso dal fondo per Tordella. Non passa l'invito di Caponetti, la tiene addirittura in campo da quella parte la Pisana. Poi Laurato, avanza Laurato, di potenza vuole andare sul destro, ancora Laurato sull'esterno della rete. Gran prestazione però nel secondo tempo del numero 11. Forse troppo individualiste le azioni di Laurato, ma è il più efficace in questi secondi 25 minuti dalle parti della Pisana calcio a 8. Cardinali, Temperini, ma di nuovo in verticale. Ponziani, un buon break il suo, poi non c'è fallo. Allora Tombesi dalla media distanza, il tiro è deviato, deve metterci la mano De Bernardo. Battuto il fallo laterale, Cardinali col sinistro dentro, tra le braccia sicure di De Bernardo che vuole far ripartire il contropiede dall'altra parte di Scerrati. La palla è servita, il sinistro poi, Tordella ci ha messo ancora una volta i guantoni, stavolta Ferretti a metterlo in pericolo. Uomo, esci da là, buona. Giropalla. Chianelli, chiamano giropalla dalla panchina, la gara è quasi terminata, sono 2 le reti di vantaggio della Pisana calcio 8 che si appresta a portare a casa la seconda vittoria su 2 gare per ora disputate in regular season. A Massari, palleggio elegante,
buono il sombrero di Ammassari, poi torna indietro da Chianelli, De Bernardo, ancora Chianelli, ed eccole le chiare intenzioni della Pisana di terminare qui la gara. Lungo cambio di gioco di Chianelli, sul petto di Oguglia, quindi Carnevali, per Cervini, ritmi compassatissimi, dove però godono di gran capacità di autocontrollo quelli della Pisana. Eccoli che si presentano al limite, c'è il tacco e poi l'esterno e poi sulla ribattuta se lo divora Ferretti. Che grande azione però della Pisana calcio a 8, che quando riesce a giocare sul velluto con avversari anche parzialmente scoperti dal voler recuperare la gara, fa davvero vedere grandissime cose, e sempre col pallone incollato al suolo. Marco Ponziani si applica ma finisce per perdere il contrasto, quindi Ferretti per Ammassari sbatte contro il muro di Tombesi, anche un tunnel per lui. Poi col sinistro da Paresce, la protegge, vorrebbe girarsi Paresce con la suola indietro, troppo pretenzioso, è tornato Ferretti in zona. Carnevali, scoperta a Bacci, contropiede ancora potenziale per la Pisana che va cambiando gioco dall'altra parte dove Aguglia attende, perde il rimpallo però, fallo laterale Bacci. Manca poco alla segnalazione del recupero da parte dei due direttori di gara, quando Paresce perde banalmente un pallone sulla tre quarti, lasciando la chance alla Pisana sulla destra. Ancora leziosità, leziosismo di troppo qui. Marco Ponziani alza col sinistro sulla zona di Placido, un tacco al lato corto, entra dentro l'area Bacci e il gol delle 3-4 che tiene viva la gara fino alla fine. Lo fa Riccardo Caponetti su tacco di Placido. Una gara praticamente vinta, tante riflessioni da porre in essere negli spogliatoi per la Pisana calcio 8, che qui prova ad andarsene ma lascia l'uscita a Tordella, lascia uno degli ultimi assalti a Bacci Immobiliare che ora ci crede, le spinge sulla sinistra con Riccardo Caponetti che converge dentro, Paresce gioca di prima, l'anticipo di Chianelli. Ora è normale che anche la paura si stia impadronendo dei ragazzi in maglia rossa che finora hanno praticamente condotto la gara in solitaria sin dai primi minuti, la trovano messa a repentaglio nella vittoria. Al termine Temperini, anticipo secco di Chianelli al limite dell'area su Tombesi, poi un erroraccio, ancora Temperini, Ponziani col sinistro che la può giocare al lato corto dell'area, parte un cross dentro, scorre il pallone dall'altro lato Caponetti al lato corto, attenzione Caponetti va giù, c'è una trattenuta secondo l'arbitro, calcio di punizione. Complicarsi la vita da soli, un manuale dove la Pisana potrebbe far propri in sede d'autore molti capitoli. Gara pazzesca, quella che sta andando in scena al Ciriaci. Sul pallone c'è Enrico Paresce, ne ha messi due in barriera De Bernardo, c'è un nuvolo infinito di uomini dentro l'area di rigore, manca pochissimo. Paresce diretto in porta, c'è una deviazione all'altezza del primo palo, sarà calcio d'angolo, incredibilmente Bacci ha la chance forse di pareggiarla, va teso dentro Paresce, c'è il rinvio lunghissimo, Cardinali è l'ultimo uomo dei suoi, quando il triplice fischio del direttore di gara pone fine alle ostilità con un brivido incredibile per quello che era stato il primo tempo. La Pisana calcio 8 porta a casa per la seconda volta 3 punti in stagione battendo 4-3 un'orgogliosa Bacci Immobiliare.